È vero che probabilmente ha visto troppi video di Andrea Stella dove dice che un pedone è un pedone, ma in questo caso bisognava osare un po' di più. Benvenuti a tutti amici di Matto Scacco, e a grande richiesta torna la serie del guardone. Siamo qui sul sito di Lices e andiamo a vederci qualche bella partita, magari non troppo veloce, andiamo nel tempo rapid. Vediamo qualche partita che è appena cominciata, tipo questa. 2251 punti contro 2321 a parte il nero. Siamo in una difesa francese, difesa che odio, ma riconosco che ha delle potenzialità. La odio perché in mancanza di spazio soffro. Qui il bianco ha già oltrepassato la sua metà campo e non so, è veramente difficile da giocare secondo me. Ovviamente l'idea della francese è quella di cercare di bombardare questi pedoni centrali in tutti i modi possibili. Delle volte vedete cavallo F5 per attaccare, a volte trovate manovre veramente strane. Ok, si è aperta la colonna C o si chiuderà la colonna C? Si cattura d'alfiere o di pedone? Forse di pedone, perché puoi mettere pressione sul pedone D. Credo che la cattura di pedone sia quella corretta, perché se no non c'è tensione sul centro. Sì, sì. Perché ora l'idea del nero è quello di spingere in C5 e qui iniziano ad esserci dei problemi forse per il bianco, che intanto un bel cavallo F3 non guasta mai. Cavallo in D2? Cavallo in D2? Non l'ho capita, cavallo D2. Ha catturato, il bianco ha catturato. Ora questo pedone molto probabilmente cadrà, ma come detto che così come anche cadrà l'alfiere camposcuro. Qui ricordiamoci che la struttura del pedonale del nero è su casa chiara, quindi questo alfiere sarebbe il più importante e a seguito dei cambi il forte alfiere del bianco cadrà. Adesso arriverà a 5, si presume, e dopo a 5 come fai a tenere questo? A 5. Cazzarola, c'era questo in effetti. Ah, questo era un attacco doppio. Non l'avevo visto, in effetti. Ok, sono caduti ufficialmente i pedoni centrali del bianco e devo dire che il nero probabilmente conosce molto bene la difesa francese. E adesso sì, la donna si deve ritirare. Sarebbe stato carino poter rimanere qui e giocare sull'inchiodatura, ma non c'è spazio. Credo che una buona ritirata in C7 vada bene. Altra opzione è andare in H5, però bisogna vedere se si riesce a creare qualcosa. Voto o per C7 o per H5, nessuna delle due. Donna in C3, molto interessante comunque come posizione della donna. Paura solo per una sorta di intrappolamento, anche se ha sempre come ritirata la casa in F6. Il bianco è sulla difensiva, il nero però è in svantaggio di sviluppo, perché guarda quanti pezzi ha sviluppato il bianco. Il nero è vero che ha una posizione promettente, ma ha la donna che continua ad andare avanti e indietro. Adesso il nero, questo pedone il bianco lo dovrebbe far cadere, dovrebbe arroccare secondo me e lasciargli questo pedone al nero che continua a muovere la regina. Ho paura? No, secondo me no, questa non andava fatta. Secondo me il bianco doveva giocare in modo più coraggioso, arroccare e lasciare che il nero si pigliasse questo pedone, perché credo che avrebbe avuto un buon controgioco. Magari mi sbaglio, anzi senza dubbio, però dopo lo andiamo a controllare. Ok, la posizione è pari come materiale, però adesso manca un po' di ci sarà un alfiere in D3 che non fa arroccare al bianco. Questa è sempre molto importante ed è bello come il nero sta giocando solo con un pezzo. Anche prima giocava solo con la regina e riesce a mettere sotto scacco praticamente l'intero schieramento del bianco, incredibile. Questo alfiere poverino non sa dove andare, questo cavallo ok, forse troverà comunque una collocazione. Questo alfiere forse dovrà andare in F6, perché da F6 riuscirà ad esprimere tutta la sua potenza, ma finché è qui ora bisogna stare attenti in realtà a questi pedoni del bianco che possono prendere il volo. Intanto questo cavallo attacca l'alfiere
e supporta la spinta anche di questo pedone. Dove andrà l'alfiere? Non l'ha vista? No, non l'ha vista. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, il nero stava giocando benissimo, scacchiera di analisi. Vediamo com'è andata, vediamo cosa dice anche. Ok, voglio vedere un attimino dopo questa situazione. Qui dove consigliava il motore di spostare la donna. Noi dicevamo H5 o C7. Vediamo cosa dice. Donna C7 come prima alternativa, donna B8, anche donna C3 che è la mossa che viene giocata, donna H5 proprio esclusa a priori, vero? Ok, sì, non piace. Comunque, ad ogni modo, dopo questa mossa e donna in A3, vedi che il bianco doveva arroccare? Qui il motore dice che il bianco doveva arroccare. Perché? Perché dopo, togliamo il motore, dopo un ipotetico arrocco, ok, prenditi anche sto dannatissimo pedone, io penso che la situazione del bianco sia micidiale. Sia micidiale perché ha già arroccato, ha tutti i pezzi sviluppati, fra poco arriveranno anche le torri in comunicazione, mentre il bianco fa fatica ad arroccare perché è in mancanza di spazio. C'è bisogno di almeno di 3 tempi per arroccare e in tutto questo i pedoni potranno scorrere, la donna potrà essere intrappolata o robe di questo tipo. Quindi qui il bianco deve essere un pochettino più coraggioso e andare per arroccare. La mossa che invece ha fatto, e accendiamo il motore, di cambiare, l'ha fatto passare da un vantaggio di più 3.4 a 0.4, situazione di parità. È vero che probabilmente ha visto troppi video di Andrea Stella dove dice che un pedone è un pedone, ma in questo caso bisognava osare un po' di più. Donna in B3, cambio, torre e qui ok, è andata così. Sì, il nero non so, c'è uno stile di gioco molto strano che continua a giocare sempre con un pezzo e in effetti questa strategia non potrà portarlo molto lontano. Qui cavallo in E5 e qui c'erano tanti cavalli. Ok, qui niente, qui non ha visto più a un certo punto il pezzo, ma la situazione era comunque poco gestibile perché ho paura che questi pedoni prendessero il volo. Tanto prima o poi, ok, qui il bianco non può arroccare, ma presumo che toglieva prima o poi il cavallo da qualche parte, il re andava in D2, prendeva il tempo anche sull'alfiere. Torre qui dietro, penso che il bianco avrebbe vinto molto molto facilmente. È stata una partita corta, strana perché il bianco ha 2300 punti, che ricordiamo che sull'ICS i punteggi sono un pochettino gonfiati, ma non mi aspettavo una partita così strana. Questa andrà studiata perché è stata veramente strana. Qui la cattura di pedone credo che era corretta, esatto, anche alfiere, gli piacciono tutti e due, piace sia alfiere che pedone, però pedone credo che crea un pochettino più di dinamismo perché attacca la base di questa catena pedonale e dopo questa cattura, ecco, qui il bianco secondo me ha sbagliato un cavallo di 2. Cavallo di 2, no, invece è abbastanza consigliato. Sì, cavallo F3 forse un pelino più precisa, cavallo C3 anche. Ok, no, cavallo di 2 è sparita dalla circolazione, il motore non piace più. E no, infatti non capisco onestamente il senso. Infatti ora arriva C5 subito e qui, ecco, C5 subito addirittura dice che è buona per il bianco. Non l'avrei mai detto, perché no, si sa, no, che quando si ha una catena di pedoni non bisognerebbe mai disunirla. E infatti dopo donna C7, che è la mossa che viene giocata in partita, B4 viene giocata e qui il nero va comunque a stare abbastanza, anzi sta meno peggio di prima. Il motore consigliava cavallo in F3. Cavallo in F3 e ovviamente come dicevamo se alfiere per C5 è un problema. Non solo c'era l'ipotetico cambio degli alfieri buoni, ma c'era anche torre C1 e qui non c'è modo, ora ci sono 2 attaccanti su questo alfiere e il nero non ha modo di difendere ulteriormente quell'alfiere. Porca vacca, ok, una posizione strana. Ecco, altro motivo
per non giocare la francese, però non vi preoccupate che all'interno della Matto Scacco Academy arriverà probabilmente il prossimo mese un corso sulla difesa francese, quindi chi ama questo tipo di difesa finalmente potrà imparare a giocarla bene, magari me lo guardo anch'io che mi farà sicuramente bene. E niente ragazzi, spero di avervi fatto divertire, a me piace molto assistere alle partite degli altri e commentarle con voi. Fatemi sapere se avete visto qualcosa, qualche ragionamento, scrivetelo qui sotto e spero insomma di avervi fatto compagnia e magari chissà fatto imparare qualcosa di nuovo. Ci vediamo alla prossima, ciao!